è Demetrio Stratos, 13 giugno 1979. Se avete fatto una faccia come dire ma chi è, ascoltatevelo per favore. E torniamo in onda con nessuno, cioè, è tornato in onda Marco De Luca Gifa, che a testimonianza di alcuni di voi forse dice ma chi è sto Demetrio Stratos? Fortunatamente non è in studio da solo, ha portato il professor Maurizio Veronelli, storico del calcio ma anche intenditore di musica, che se si dice Demetrio Stratos
cantante dei Ribelli prima e degli Area poi. Noi della nostra generazione ce lo ricordiamo. Della mia generazione. I giovani come Gifa. Della mia generazione. Va bene, allora iniziamo a parlare appunto di mondiali con la sigla che tutto il mondo invidia alla nostra rubrica settimanale, quindi via. Tifoso che direi chi allo stadio con quegli occhi iniettati di gioia. Questa volta non ve la facciamo sentire tutta, però ormai è una sigla rituale. Allora, benvenuti allo Spazio Sport di Rebelot del venerdì, oggi con anche ospiti referenziati e presenti fisici in studio, e il primo tema, quello che sorge spontaneo dopo la partita di ieri è: ma com'è possibile che chi gioca in casa poi si porta non solo i giocatori, ma pare che insomma anche gli arbitri soffrano questo tipo di influenza? Ieri ricordiamo, Gifa, cosa è successo? Ieri partita molto equilibrata tra Brasile e Croazia, e sull'1-1 arbitro giapponese si è fatto un po' influenzare dal 12° giocatore, che non era in campo ma era sulle tribune, da un po' di pressione, e ha dato un rigore abbastanza dubbio, però come il professore ci insegna il risultato è sempre giusto. Sì, il risultato è sempre giusto, inevitabilmente giusto. C'è una razionalità poi nello svolgimento delle cose. Tornando sul rigore di ieri, probabilmente non c'era, però c'è una enorme ingenuità del difensore croato, che tocca leggermente Fregi, come dicono loro, Fregi, e naturalmente il centravanti si è lasciato cadere. Da Quito non è apparso rigore. Rivedendolo magari qualche dubbio poteva venire, però è un rigore che viene concesso, è stato concesso con generosità, ma bisogna ricordare a tutti che è nella storia dei mondiali. Chi ha giocato in casa, pensiamo alla Corea, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo ad altre nazionali, ha avuto sempre più o meno dei favori. Io credo che bisognerà guardare più che agli arbitraggi al modo in cui gli arbitri interverranno sui contrasti, vale a dire probabilmente gli arbitri consentiranno, come è tradizione alla squadra di casa, interventi fisici abbastanza duri, anche se parliamo di brasiliani. Lì ci sarà una certa tolleranza, però fa parte di quella consuetudine che rientra, se vogliamo dire, anche nel business del mondiale. Se giochi in casa puoi menare, secondo me licenza di uccidere. Sì. Beh, però è più bello il calcio quando si menano un po', non è d'accordo? Sì, il problema è che inevitabilmente, allora qui c'è un vecchio discorso, io non credo che l'arbitro faccia la partita la fanno i giocatori, e l'arbitro è una delle condizioni, quello che ti permette di giocare applicando delle regole. Come in tutta la vita è un ostacolo, noi gli ostacoli dobbiamo sempre cercare di superarli. Secondo me la Croazia non ha mai tentato di superare anche quel rigore generoso dato al Brasile, perché un conto è difendersi, un conto è ammassarsi. La Croazia ha ammassato delle mezze punte davanti alla porta, non è un modo intelligente di difendersi, vado assolutamente controcorrente. Avrei preferito una Croazia che facesse giocare con una difesa più alta le mezze punte, allora avrebbe liberato quel talento che i croati hanno e che invece non si è assolutamente visto. Uno di quelli più spenti è apparso Kovacic, mi spiace per i tifosi dell'Inter, che di fatti è stato anche sostituito, voto 5,5, a essere generosi. Secondo me la Croazia non ha fatto una buona partita. Io credo che mettersi in difesa sia una cosa che bisogna saper fare con gli uomini giusti. Non c'era un mediano interditore, erano tutte mezze punte. Era un po' come all'oratorio, no? Ma sì, tutti davanti. Secondo me, sei il Brasile d'Europa, vai a sfidare il Brasile sul piano della manovra. Poi magari prendi 3 gol, però crei al Brasile ben maggiori problemi di quanto la Croazia ne ha creati ieri. In effetti il Brasile, le difficoltà che ha questo Brasile, come sempre storicamente, sono un po' quelle difensive, anche se hanno dei difensori belli rudi quest'anno. Ma guarda, io sono, tu sai, sono di scuola assolutamente brasiliana e difensivista, però il calcio ha dei momenti di passaggio. Io penso che col Brasile di ieri devi avere il coraggio di andare a sfidarlo con la manovra a metà campo.
Se ti difendi solo è difficile che tu la partita riesca a portarla a casa. C'è solo una squadra che può difendersi e ripartire, è la nazionale italiana, però Prandelli l'ha costruita in modo diverso. Quindi anche Prandelli, se troverà il Brasile, come ha già fatto, andrà a giocare la partita a metà campo, sulla manovra, magari sul tentativo di fare un gol in più. Poi bisogna discutere se la filosofia è giusta per noi o se è una filosofia magari un po' discutibile. Però credo che l'Italia che ha vinto non è mai stata un'Italia d'attacco. No, tradizionalmente no, però questa è un'Italia molto diversa dalle 4 che hanno vinto i mondiali e anche da quella di Italia 90. Non gioca sul blocco su una trincea all'avversario e riparto. È una squadra che sale con la difesa e manovra cercando di imporre la propria manovra all'avversario. Difatti quando l'ha fatto con squadre forti, 0-4 con la Spagna, 2-4 col Brasile, poi può essere che magari sia giunto il momento in cui quella ricetta di Prandelli possa funzionare. Poi magari vinci con la Germania. Sì, con la Germania con la Germania vinciamo sempre nello stesso modo. Solo a calcio, lo dico agli amici. Sì. L'Italia vince con la Germania solo a calcio, sì, però lì si prende qualche soddisfazione. Allora, visto che il professore è uno storico del calcio, sai cosa è successo l'ultima volta che hanno fatto i mondiali in Brasile? Cosa è successo? Un sacco di Quanti suicidi. anni fa quasi 40 suicidi. Anni. No, ma i suicidi furono calcolati sulla quarantina, al di là di altri motivi. E fu nel 50, luglio del 50, e l'Uruguay batte 2-1 il Brasile. È l'episodio del Maracanazo, della sconfitta inaspettata, una specie di lutto nazionale. Io credo che il Brasile, che per me rimane il favorito assieme all'Argentina, sogni una finale di rivincita sull'Uruguay, che per me è la terza squadra che potrebbe andare in finale. Questo è il mio modesto parere. È una finale con 3 squadre. No, la terza. È incredibile, no. Questa discontinuità. Però è particolare, perché stando alle statistiche di tutti gli ultimi mondiali, le squadre europee l'hanno sempre fatta da padrone. Ogni tanto c'era una squadra che spuntava di quelle sudamericane, che poteva essere il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay. Sì, gli europei in Sud America non hanno mai... Secondo me anche quest'anno la vittoria sarà di una di quelle 3 squadre che ho detto. Brasile, Argentina, Uruguay. Vincere fuori continente è quasi impossibile. Quest'anno c'è il rischio che in Brasile non ci sono i suicidi, scoppia la rivoluzione se non vincono neanche il mondiale. Io penso che sì, c'è una situazione di tensione. Altro che 12°, qui abbiamo il 13° e il 15° uomo in campo. Credo però poi che sia un popolo che man mano il mondiale vada avanti, si compatti attorno alla nazionale, che credo sia uno dei collanti storici del paese, che è uno Stato federale con molte realtà. Stiamo a vedere, adesso queste sono cose su cui è difficile pronunciarsi. Ribadisco, per me o Brasile o Argentina o Uruguay. Parliamo di un'altra nazionale con il tricolore, la seconda che partecipa ai mondiali, molto affine all'altra per 1000 altre ragioni di cui non parliamo, il Messico. Come lo vede questo Messico? Ma il Messico è in un girone, nel girone del Brasile, Croazia e Camerun. Secondo me ha delle chance per il secondo posto, come le ha la Croazia e forse anche il Camerun. Il Brasile secondo me le vince tutte e 3, poi una delle altre 3 se la giocherà, magari un calcio di rigore, un episodio. Mi sembrano 3 squadre abbastanza vicine. Se passano il girone, oltre non possono andare. Al momento storico, qual è il modulo forse migliore da utilizzare per poter andare avanti in un torneo come il mondiale, che è diverso rispetto a un campionato ed è diverso rispetto a... Ma in un torneo breve funziona molto il modulo compatto. Un 4-4-2 funziona molto, perché tieni le linee molto vicine, squadra corta, stretta, giochi in contropiede. L'Uruguay gioca così. Gioca a una squadra molto compatta, poi davanti a 2 punte molto forti, le cerca sul contropiede. Naturalmente devi stare attento a non andare troppo indietro con la linea difensiva, perché il baricentro deve essere sempre, non dico alto, ma sufficientemente alto per permettere ai tuoi attaccanti di essere più vicini possibile alla porta avversaria. Perché eri interessato al Messico? Mi interessa questo tuo interessamento. Perché alla fine i mondiali sono un po'... Se il calcio è la metafora della guerra,
ed è Sì, abbastanza vero, dal punto di vista delle città, i mondiali vanno veramente a sublimare la guerra mondiale. È vero, è verissimo. E quindi il Messico sicuramente è una di quelle nazioni che sta ribollendo, e al di là delle Sì. facili ironie sulle analogie con l'Italia, che possiamo permetterci di fare molto spesso da questi microfoni, era appunto per portare la discussione sul livello di questo tipo, se ci stiamo. Sì, secondo me il Messico, come il Brasile, è un paese nel quale il calcio è un vero e proprio collante. E qual è il segreto del calcio allora? Perché è uno sport povero, è uno sport popolare, costa poco e il primo modo di giocare è una palla di stracci in mezzo alla strada. E poi, secondo me, come diceva Gianni Brera, c'è la soddisfazione di prendere a calcio una sfera, che poi è il mondo, no? E quindi c'è quel gusto lì, che credo sia fondamentale. E quindi arriviamo a Italia e Inghilterra. Sì. Da questo punto di vista, cioè sono proprio le due nazioni che si erano contese un tempo, addirittura l'invenzione stessa del calcio. C'era stata quella famosa partita quando io ero ragazzino, Sì, 1930 più o è meno. inglese comunque. Vinsero anche la partita, inglese. giusto? Sì. Ecco, quindi c'è una partita che è carica di significati. Sì, noi abbiamo inventato altri tipi di pallone, ma non era il calcio. Il calcio, istituzionalmente parlando, è inglese. Ecco, l'Inghilterra è una nazionale giovane che punta sul futuro, molto anche ordinati, molto inglesi. Non so se hai visto la foto di quando scendono dalla... Sì. Sembrano un college. I nostri, la nazionale italiana, li vedi, sono, insomma, sembrano usciti da una discoteca molto tardi. Le due immagini sono, direi, esatto, veramente diverse. molto diverse. E poi io credo che Prandelli, che analizzando la nazionale italiana, ha fatto un errore gravissimo, che non è calcistico ma è narrativo, perché l'Italia quando vince il mondiale è perché si porta dietro uno sfigato che poi diventa l'eroe. Questo ormai è il topos, perché Fabio Grosso, diciamocelo, era ed è tornato uno sfigato dopo il 2006, Pablito Rossi era uscito da una situazione terribile perché c'era stato tutti gli scandali, e quel mondiale lo aveva Totò Schillaci. L'Italia non vinse il mondiale, ma Totò Schillaci, con tutto il bene del mondo, non era un campione prima, non è stato un campione dopo, e possiamo andare avanti con queste storie. Hurst nell'Inghilterra del 66, tanto per citarne un altro. Però secondo me è più un filo conduttore italiano. Sì, però è anche di altre nazionali. Sì? Ad esempio, io mi sono messo in testa che Fregi risolverà il mondiale a favore del Brasile. È un giocatore di non grande levatura, però è uno di quei giocatori che ha fame, vuole riscattarsi, e poi magari ce ne sono altri. Uno potrebbe essere Immobile, che come giocatore è nettamente superiore a Fregi, e secondo me dovrebbe giocare, a mio modesto parere. Comunque su Italia-Inghilterra è una partita molto aperta, secondo me, tra l'1, l'X e il 2, anche perché ci sarà un caldo tremendo, il campo non è in perfette condizioni, la tecnica potrebbe essere un po' sacrificata, e poi, ribadisco, c'è il punto di domanda delle scelte fatte da Prandelli, che io personalmente non ho mai condiviso, però poi le rispetto nel momento in cui, con una certa coerenza, l'allenatore le porta avanti. Io avrei fatto altre scelte e altre modulazioni. Lui ha scelto una nazionale diversa dalla nostra storia, io l'avrei tenuta invece nel solco dell'italianismo, naturalmente con degli adattamenti. Ecco, con davanti Cassano e Balotelli, che cadranno nella prima provocazione. C'è Roy Hodgson che sta facendo il training ai suoi, proprio quali sono gli insulti da dire a Balotelli, cos'è, cadranno, e quindi e gli inglesi lo conoscono. Esatto, l'Italia giocherà in 9 da tutto il secondo tempo come minimo. Io personalmente avrei fatto un altro tipo di nazionale, ma lo dico da più di 4 anni. Bisognava prendere la squadra italiana più forte, la Juve, riprenderne il modulo, la difesa. C'è un paradosso nelle scelte di Prandelli. Abbiamo smontato la squadra più forte del campionato italiano, che gioca con una difesa 3, e l'abbiamo impostata con una difesa 4. Tutte le volte che gli Juventini hanno giocato la difesa 4 hanno fatto male. Non si capisce perché domani si debba giocare con una difesa 4, e dalle ultime che so, Chiellini gioca a sinistra e Paletta gioca in mezzo.
Paletta non mi sembra, insieme a Barzagli, una grande garanzia in una difesa a 4, che è una difesa più difficile della difesa a 3, perché ha delle diagonali più corte, tenendo conto che la difesa a 3 diventa una difesa a 5, quindi ha una diagonale più lunga e ha una maggior capacità di coprire sia il centro sia sui lati. Ti vedo un po' perplesso su questa cosa della tecnica, o va bene? Difesa 3, difesa 5, certo, difesa 4, certo, ci siamo. Certo, assolutamente. No, io sono, le amiche che ci stanno ascoltando ci stanno odiando, ma va bene. Io mi scuso. Noi abbiamo detto le cose come stanno. Adesso ci sono i mondiali e noi, finché siamo anche ospitati da questa nazione chiamata Italia, ne entriamo consapevolmente nella follia collettiva. Daremo magari anche... qualcuno si interessa. Esatto, lo dico a chi non interessa il calcio, uomini e donne, sono una prevalenza di donne che possono, quando c'è la nazionale, fare quello che vogliono, perché tanto il paese è nell'anarchia. C'è una minoranza di maschi molto piccola a cui non piace il calcio, quindi uniamo questi due mondi e mentre quelli che amano il calcio si guardano le partite si va di cornazze, perché aumentano l'adulterio, aumenta tantissimo, ma perché anche qui è metafora della guerra, il telespettatore va in guerra dal divano e qualcuno dovrà consolare, no? La differenza con la guerra, o forse con la battaglia, è chi perde, è che nella battaglia chi è morto, nella partita di calcio ha sempre la possibilità di risorgere e di cercare la rivincita. Ecco, questo sì, per questo che forse è meglio risolverla con una partita di calcio. Allora, non so come prevedete la vostra postazione per vedere le partite del mondiale, noi vi consigliamo Lambrusco e popcorn, che direi che è un bel abbinamento. Prendo solo il Lambrusco. Esatto.
lambrusco e popcorn così. Arrivati a un quarto d'ora siete ubriachi e siete tranquilli. E le giocate sembrano più belle. Esatto, esatto, va bene tutto, esatto. Va benissimo tutto. Allora, adesso giochiamo al commissario tecnico della nazionale. È una sorta di esorcismo, io lo dico anche a casa, c'è qualcuno che magari dice allora è un esorcismo, tutti sono preda di questa malattia, è come diciamo un'influenza, se tu dici non prendo l'influenza, poi la prendi. Se invece seguite questa trasmissione, voi vi vaccinate, perché Sì. ne parliamo un pochino, quindi fate come l'influenza, prendete il virus, guarite e poi non diventate anche voi, diciamo, degli agenti patogeni, perché stamattina sul treno erano tutti allenatori della nazionale, era già iniziata un'epidemia, quindi oggi lo facciamo un po' anche noi. Abbiamo la fortuna di avere il professor Veronelli, che già Veronelli è un nome da commissario tecnico, posso dire, Suona commissario bene. tecnico Veronelli. Che tipo di nazionale avrebbe fatto con la materia prima dell'Italia? È semplicissimo, mi sarei comportato come si sarebbe comportato Enzo Bearzot. Avrei preso la Juventus, l'avrei messa in maglia azzurra, difesa a 3, i 3 juventini, 2 esterni li lascio scegliere a voi, ce ne sono in abbondanza. Sembra il governo Renzi, lo sa, adesso mutate smutate. Portiere chiaramente Buffon. Davanti alla difesa, secondo me, un trio di valore assoluto, Pirlo nel suo ruolo, non bisogna spostarlo, De Rossi a destra, Marchisio a sinistra e 2 attaccanti, Immobile punta, e avrei portato Rossi comunque alle spalle di Immobile. Il vero limite di Prandelli non è stato dato dal fatto che non abbia fatto questa squadra. Il problema è che, a mio avviso, doveva ritagliare le controfigure su questi primi interpreti, come aveva fatto Enzo Bearzot. Quindi la squadra migliore, il modulo della squadra migliore, col tipo di atteggiamento della squadra migliore, e poi allenando quelli che potevano sostituire, nel momento in cui ci fosse stato il bisogno, i giocatori della nazionale titolare mancanti. Però adesso col senno di poi Bearzot vinse il mondiale, chi Vincent ha sempre ragione. Però mi sembra, io mi ricordo, insomma, all'epoca ero già grandicello, no, non è vero, però il girone di qualificazione non andò bene. Sì, ma quella è una tradizione italiana. No, assolutamente diciamo una botta di tradizione culo, diciamo. italiana. Per una semplice ragione. Il limite delle squadre che giocavano all'italiana, che quindi giocavano molto sulla difesa e sul contropiede, erano gli avversari che si chiudevano. Ovviamente avevamo difficoltà sulla manovra, quindi a far la partita noi. Quando subivamo l'avversario, ecco che uscivamo in contropiede. Io fossi stato Prandelli, avrei tenuto la Juve, l'avrei italianizzata, tenendo conto di quello che Conte avrebbe suggerito a Prandelli, e avrei sfruttato difesa e contropiede, anche perché, lo dico con assoluta certezza, vincerà il mondiale non una squadra che avrà giocato bene, ma una squadra che sarà stata assolutamente funzionale, e molte volte è funzionale qualcosa che è esteticamente poco accettabile. Si può fare un ponte molto bello ma che crolla, o un ponte così che però, calcolato bene, rimane in piedi. Tra l'altro, sul fatto di una nazionale bella o non bella, tra poco si gioca Spagna-Olanda. La Spagna è considerata da tutti la squadra che gioca meglio, nonché un campione del mondo in carica, campione d'Europa in carica, e chi più ne ha più ne metta. Gioca contro l'Olanda, un'altra squadra di quelle che ha sempre fatto del bel gioco la sua caratteristica, da Cruyff in poi. E poi era la finale, no? Spagnola. Sì, era ripetizione dell'ultima finale. Su Spagna-Olanda, a mio avviso, la Spagna è stata forte perché rimodulava esattamente il Barcellona. Oggi c'è un giocatore forte che però complica le cose, ed è Diego Costa. Costa non può fare la punta nella Spagna del tiki-taka, per una semplice ragione: non è un palleggiatore, è un giocatore che va lanciato in profondità. Secondo me i conti non torneranno soprattutto per questa ragione. E poi ho l'impressione che il palleggio dei grandi palleggiatori spagnoli si sia un po' spento, c'è stanchezza.
non dico che siano giocatori sono rotti bolliti. un po' le balle anche loro di Ma farlo. insomma, quel palleggio sta diventando un masturbatorio. Ecco, diciamo. Direi che è un po' masturbatorio. Che una volta va bene, esatto. una volta... Masturbazio non facit pueros. Ecco, 2 volte poi diventa... Andiamo sulla latinata. Ecco. Io sospetto che invece la Spagna i giocatori spagnoli del Barcellona si siano riposati un po' come fanno i grandi campioni anche nel campionato italiano, in vista proprio dei mondiali. E magari spunta, tutti danno la Spagna molto, fanno finta di niente. Quotata, invece... Comunque, tornando al discorso di Prandelli, quasi tutte le nazionali hanno rimodulato il gioco della squadra che in campo, nella nazione d'appartenenza, il Liverpool, solo Prandelli ha preso la Juve, ma non ha preso la Juve, era come Fabbrico la grande Inter, ne ha tolto il libero e aveva tolto a quei giocatori dell'Inter il modo di giocare a cui loro erano soliti giocare. Non è che prendendo 3 juventini metti la Juve in nazionale, devi prendere il modo in cui loro sono abituati a giocare. Pirlo, che verrà defilato da Prandelli, venne defilato da Allegri, ma Pirlo prese cappello e se ne andò, perché al centro c'era Van Bommel. Pirlo lo devi mettere in mezzo al campo, non puoi metterlo a centrodestra o a centrosinistra. È un po' il Casini della nazionale. Ma l'Olanda... penso che Pirlo potrebbe risentire. Se mi è permessa l'Olanda tra l'altro giocherà con un modulo quasi italiano. L'Olanda sì, ho letto che clamorosamente sembra giochi con un 5-3-2, tutti i giornalisti olandesi sono preoccupati, stanno criticando... Però Van Gaal, battuto più volte dalle squadre italiane col canovaccio difesa e contropiede, probabilmente si è stancato di perdere e tenta di giocare come abbiamo sempre giocato noi. Però bisogna avvisarlo di una cosa, non è una formula magica, devi avere i giocatori giusti e devi avere i giocatori che sanno chiudere gli spazi, che sanno soffrire, sanno attendere, ogni tanto sanno aggredire, sanno uscire sul palleggio rapido, non tengono la palla per contemplarla, per essere leziosi. Non è detto necessariamente che il 5-3-2 porti risultati, bisogna vedere il contenuto, se no è solo la cornice. Chiaramente. E un'ultima domanda sui mondiali. Possiamo dire che Cristiano Ronaldo alla fine tanto fumò, poi non è sto gran giocatore? No, secondo me è un gran giocatore. È un gran giocatore? Sì. Io guarda, credo che ci siano 2 soli fuori classe. Allora, sarà un mondiale medio, di valore medio, palleggio lento, molta tattica, lo si è visto anche ieri, grande ammassamento dietro la linea della palla, sono tutti grandi, non catenacci, Catenaccio ha una sua... Tutti dietro la palla. Sono ammassamenti, Brera gli chiamava ammucchiate e non era per lui gran calcio, quindi non vedremo del gran calcio. Giocano tutti abbastanza bene, terzini, centrocampisti, 2 soli fuori classe. Messi e Cristiano Ronaldo. Non so però se siano in grado, di fronte alla gelatina della tattica, che è sempre più importante perché è l'organizzazione di tanti uomini e dei cambi, di riuscire a fare il colpo decisivo per portare a casa il mondiale. Direi che un tema può essere anche questo. Neymar non è un fuoriclasse, è solo un buon giocatore. Anche si sta impegnando. Non è un fuoriclasse. No, sono buoni giocatori. Ieri sera Neymar ha fatto degli sforzi incredibili, ho ammirato la volontà, ma non le giocate, i colpi, la volontà. Ecco, Ibrahimovic è rimasto a casa, campione come... Ecco, un altro fuoriclasse, Ibrahimovic, però ha una nazionale che purtroppo non può portarlo, perché sai, uno oggi 10 non li porta. Negli anni 50 Di Stefano portava il Real Madrid a vincere. Oggi non è più così perché sono tutti estremamente organizzati. Ecco, e poi c'è questa invasione della tecnologia adesso. Ho visto che gli arbitri hanno anche uno spray per segnare dove si deve mettere la barriera, così non fanno passi avanti. E intanto però, prima partita, l'arbitro giapponese dà un rigore dubbio. Ma però è giapponese, c'è anche infatti ha fatto Harakiri oggi. Ma credo che ci siano in rete dei fotomontaggi con la testa dell'arbitro sul corpo di Fregi e di... ci credo. Però non stiamo veramente, dimenticandoci che è un gioco, iniziando a fare le moviole, la moviola in campo, il sensore, che non sia un gioco come gli altri ce lo siamo detti, perché al di là di tutti i discorsi, quello che unisce davvero tutti i maschi medi del mondo, per generalizzare, è il calcio. Anche molte donne, però generalizziamo.
se un maschio medio incontra un altro maschio medio di cui non sa la lingua, russo, si dicono piacere e poi in base alla squadra, Spartak Mosca, e lui ti dice, Milano, Balotelli, No, è verissimo, e si accende verissimo, l'occhio, no? Quindi è un po' più di uno sport, però non serve metterci tutte queste cose, cioè il gol c'è quando l'arbitro fischia, Sì, e devi però pensare all'attesa, l'attesa è mondiale. Allora, la finale del campionato del mondo è storicamente, dal punto di vista televisivo, quella più vista al mondo, insieme alla finale dei 100 metri d'atletica, perlomeno dalle mie fonti. Adesso penso che sarà di più la finale dei mondiali sicuramente. Una volta la finale dei 100 metri alle Olimpiadi era una delle cose più seguite a livello mondiale. Che però durava pochissimo. Sì, qui tutto però l'attesa. 9 secondi qui. L'attesa 9 era... secondi, neanche il palio di sera. È come mandare l'uomo nello spazio, Sì. Sono quegli avvenimenti che si caricano di una serie di valori, sono quasi unici, difficilmente ripetibili, lo vedi tra 4 anni. Ecco, la finale dei mondiali anche lì alle Olimpiadi. Credo che i sensori e tutte queste cose siano stati fatti anche perché l'avvenimento assolutamente mondiale coinvolge interessi economici, finanziari, internazionali enormi, giganteschi, quindi ricordiamoci quel famoso gol annullato all'Inghilterra, credo. Contro il finale con l'Olanda. Non ricordo bene, contro la Germania forse, suscitò scalpore. Sì. Quindi il problema è che non devi dar ragione a qualcuno di pensare di aver perso per quella cosa lì. E quindi devi prepararti a fare in modo che l'errore sia minimo. Poi vi do ragione, c'è una consuetudine che va al di là del business, dei sensori, che è quella di dare sempre un po' d'aiuto alla squadra organizzatrice. Se poi è il Brasile, forse può dar fastidio maggiormente. Se poi ci sono tutte le favelas del Brasile che stanno per tirar giù il presidente, forse ci sarà un po' di condizionamento, insomma. Speriamo che non diventi una pagliacciata, ecco. Quello no, però perché non siamo partiti bene. Però ti ho detto qualche altra cosa discutibile, temo che la vedremo ancora. Perché sono cose già viste. Nei mondiali del 66, che io ricordo, vinto dall'Inghilterra. L'Inghilterra andò avanti con chiari aiuti arbitrari. Addirittura si raccontò che in alcune nazionali europee gli arbitri, non dico che se li scegliessero, però insomma li indicassero. Naturalmente non ci sono le prove di ciò, però. Ci pensavamo oggi, lui organizzava per le varie nazionali da piccolo, da bambino. Infatti per il modello Juventus poteva essere utile. Ecco, ma giusto per equilibrare un po' la juventinità di questa puntata. Però non hai detto chi sono i tuoi favoriti per il mondiale. Abbiamo sentito quelli del professor Veronelli. Allora, c'è la Svizzera che a me fa una simpatia. Ridete, poi la vedrete. La vedrete la Svizzera. Sulla Svizzera ridono, ascoltate, amici a casa, siete testimoni, venerdì 13, 16:53, io ho detto Svizzera, il professor Veronelli e il Gifa ridono. Sulla Svizzera? No, andiamo. No, sulla Svizzera io ricordo un canto quando ero bambino, la Svizzera e i suoi cantoni, ricordo quello, calcisticamente non è che... Anche se una volta ci butto fuori dai mondiali. No, nel 54. Nel 54. Io c'ero. Non c'ero nemmeno io. No, c'ero. E quindi... Attenzione alla Svizzera e poi c'è la Bosnia. No, la Svizzera può guadagnare l'ottavo di finale. Poi bisogna vedere, perché poi essendo un torneo dipende molto dagli accoppiamenti. Sì, l'Italia ha vinto il mondiale del 2006 perché il primo avversario vero l'ha incontrato in semifinale. Ribadisco, poi sono tornei brevi, difesa, contropiede, calci di rigore. Diciamo, culo. Sì, anche, sicuramente. Ce l'abbiamo già in diretta? Sì, chiamiamo. Allora, tra poco dovrebbe addirittura esserci un ospite straordinario che interviene nella nostra trasmissione, ma noi stiamo andando verso il GR, però abbiamo ancora qualche minuto, vediamo se riusciamo a fare questo intervento, ma restiamo appunto sulle squadre che secondo me ce la faranno. C'è la Svizzera ce la fa, ridete. Poi io vedo questa bellissima finale che attirerà lo sguardo di tutto il mondo, Svizzera-Bosnia-Erzegovina. E vedrà che anche la Bosnia arriverà avanti. Adesso
Sull'ottavo di finale sono scherzi d'accordo. scherzi a parte. Quale può essere la vera sorpresa, la vera rivelazione? Potrebbe essere il Belgio. Lo dicono tutti, però. Potrebbe essere il Belgio, magna anche lì. No, ma perché c'è un'oggettività. Allora il Belgio ce l'abbiamo? Ha rappresentato in Europa una grande scuola tattica in senso difensivo, uso del fuorigioco, difesa in linea, uso della difesa 5, molta aggressività, pressing. Tatticamente ha una storia valida il Belgio, quindi potrebbe essere la sorpresa. In più ha i giocatori, Hazard, il centravanti dell'Everton, Lukaku mi sembra, ha una buona difesa, ha un ottimo portiere che secondo me dopo Buffon è il migliore al mondiale, Courtois. Ma lì è la tradizione, avevano anche il Predom. Sì. Comunque è una squadra quello con i guanti grandissimi. Secondo me è una squadra che in questo momento, se trova chiaramente anche gli accoppiamenti eccetera, ti può costringere ai rigori e batterti ai rigori. Potrebbe essere la vera sorpresa. Adesso abbiamo una telefonata in onda, vediamo, c'è un signore che ci chiama, mi sembra Matteo Salvini, giusto, da Milano, credo, che vuole intervenire in diretta e vuole sapere, insomma, qual è secondo te, Matteo, da Milano, la squadra che sarà la rivelazione del mondiale? Il Milan. E non partecipa. Buon pomeriggio. No, non sapevo di che cosa ci stesse parlando, anche perché di mondiali comunque io sono un amante dello sport e del calcio, li seguirò. Oggi ho visto che qualche giornale mi metteva in prima pagina perché tiferò l'Italia. Attenzione, per me il calcio comincia e finisce col Milan, tutto il resto viene dopo. Per me la nazionale italiana è messa insieme con lo Scozia, uscirà al primo turno. C'è qualche giocatore, penso a Buffon, a Marchisio, a De Sciglio, che invece mi piacciono, però il mio tifo, la mia passione, il mio entusiasmo lo tengo per San Siro, tutto il resto viene dopo. Ecco, quindi quando c'è la partita della nazionale italiana, Salvini, se Buffon fa una parata... La seguo, ma senza il patema d'animo, diciamo che non è che se l'Italia vince 3-0 i problemi del paese si risolvono automaticamente, anzi a me il calcio ha sempre preoccupato perché qualcuno potrebbe usarlo con i gol degli azzurri per dimenticarsi degli esodati. Quindi, questo è un modo, e vedi, anche questo è simile alla guerra, perché parlavamo appunto del calcio come metafora della guerra spesso serve a distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, no? E quindi questo è il rischio che corre l'Italia. Assolutamente, però vabbè, secondo me se la giocano Francia e Inghilterra. Francia-Inghilterra, quindi il pronostico di Matteo Salvini. Cosa dice il professor Veronelli? No, io penso che difficilmente possa essere un'europea per tante ragioni. Credo che le favorite possano essere tre: Brasile, Argentina e Uruguay. Una di queste tre. Veronelli teorizza il fatto che insomma un po' di combina ci sia, e quindi siccome Sud America... Sì, l'abbiamo visto ieri sera, sicuramente non reggerà la pressione, non vince una sudamericana, no, assolutamente. Però c'è un problema. Si giocherà in un vero e proprio forno, al di là delle diverse città. Credo che siano avvantaggiati i sudamericani, potrebbe essere avvantaggiata anche l'Italia, tenendo conto che Prandelli ha scelto un gioco fatto sulla manovra e sul palleggio. Vedo poco le squadre che hanno molta corsa. Francia, Inghilterra, Germania sono squadre tradizionalmente di corsa, con atleti a sezioni muscolari larghe. Le vedo più in Europa, o comunque non in un campionato sudamericano. Poi pronto a essere smentito. La vedremo. Intanto io prendo l'occasione per ringraziare il professor Veronelli, che ci ha permesso di parlare con intelligenza di calcio, che è una cosa comunque rara. Gli ascoltatori che hanno ascoltato e hanno apprezzato bene, gli altri sappiate che è stato un vaccino, perché serve il vaccino, altrimenti vi ritrovate anche voi, vi svegliate domani mattina e siete commissari tecnici come tutti gli altri italiani. Invece con questa trasmissione vi siete vaccinati, e io approfitto che c'è il segretario federale della Lega in linea per trainarci al secondo argomento della puntata, che avremo ospite Vincenzo Sofo e un assessore di Forza Italia, entrambi che vengono però dalla storia della destra comunitaria e della destra sociale, e cercheremo con loro di capire quale può essere il nesso tra il leghismo e la destra sociale e la destra comunitaria. Secondo te, Matteo? È la scommessa
rimarcando il presupposto che la Lega non può essere etichettata né come destra né come sinistra, anche perché sono categorie del passato che mi interessano sempre di meno. Semmai adesso il mondo va diviso tra i produttori e gli assistiti, fra i garantiti e gli esclusi dalle garanzie. Quindi io mi vedo come difensore di quelli che oggi hanno meno, dei piccoli. La sinistra ad oggi difende i grandi, le grandi banche, le grandi multinazionali, le grandi aziende, i grandi agricoltori, i grandi centri commerciali, mentre per quanto mi riguarda è il piccolo, è l'identitario, è il locale, è il diverso che va sostenuto, anche perché siamo un'economia, soprattutto al nord, soprattutto in Padania, da sempre basata sul piccolo, quindi lo scontro è fra i grandi che vogliono omogeneizzare e livellare, possibilmente al ribasso, stipendi, garanzie, qualità del prodotto, e i piccoli che invece fondano la nostra ricchezza e il nostro futuro sulle diversità, sulle biodiversità, sulle qualità di quello che mangiamo, di quello che beviamo, sull'artigianato, sulla piccola impresa del mobile, del tessile, della ceramica. Insomma, lo scontro secondo me sarà da questo punto di vista, e visto che la sinistra ha già deciso conquistare con i grandi, e quindi basta vedere le mosse di Renzi, c'è un enorme spazio nel cosiddetto, fra mille virgolette, centrodestra, oggi in evidente difficoltà fra Forza Italia, l'NCD, Fratelli d'Italia e chi più ne metta, e la Lega, che comunque sta cercando di elaborare un progetto per il Nord, per la Padania, visto che siamo e rimarremo Lega Nord per l'indipendenza della Padania, ma senza precludersi allargamenti, orizzonti, coinvolgimenti, agi, contaminazioni positive in base ai nostri progetti. Cioè, se Forza Italia arriva sui nostri referendum, se Fratelli d'Italia arriva sui nostri referendum, se costringiamo gli altri a venire sulle nostre posizioni, secondo me è culturalmente, programmaticamente un passaggio positivo. Io sono appena uscito dalla sede di Via Bellerio Marco e ci sono, ringrazio, una cinquantina di persone che stanno lavorando sui referendum, perché ne abbiamo parlato per 2 mesi in radio, e poi arrivano i moduli che però vanno controllati, vanno verificati gli indirizzi, i timbri, i certificati di residenza. Per darti un'idea dell'enorme molo di lavoro fatto, solo dai comuni dell'Abruzzo, quindi dove non c'è la Lega Nord, dove non abbiamo fatto gazebo evidentemente, ma sono i cittadini che sono andati nei comuni a firmare, seguendo le trasmissioni televisive e quant'altro, probabilmente ci saranno più di 10.000 firme, solo raccolte nei comuni del piccolo Abruzzo. E quindi certamente quindi c'è qualcosa se questa è una pietra di paragone più generale, io non voglio essere trionfalista, ottimista, anche perché è un lavoro della Madonna e non basteranno 500.000 firme, visto che quando c'è di mezzo la Lega controllano anche le virgole, ma ce ne vorranno 600.000 almeno da portare a Roma. Però è uno sforzo enorme di contenuto che abbiamo fatto. È di centrodestra? Non lo so. Non so se cancellare la legge Fornero sia di centrodestra, se regolamentare la prostituzione sia di centrodestra, sicuramente limitare l'immigrazione non è di sinistra, e quindi immagino ci sia la pubblicità, se serve sono a disposizione anche per confrontarmi con gli ascoltatori su dov'è la Lega e soprattutto su dove sarà la Lega. Abbiamo un congresso federale in programma per il 20 luglio a Padova, non a caso a Padova, visto che abbiamo vinto a Padova e visto che il Consiglio regionale del Veneto proprio ieri ha approvato una legge per indire un referendum sull'autonomia e sull'indipendenza, e quindi dalla Lega alla Lega del futuro sono qua per parlarne. Va bene, adesso allora 3 minuti lampo di pubblicità, dopo faremo la seconda parte di trasmissione con Matteo Salvini in diretta con noi, almeno nella prima parte. Grazie Matteo, a tra poco. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambi
fai entrare due destra socialisti in studio, socialisti, non mi piace. Due destra comunitaristi e subito fanno l'attacco. Chi è socialisti questo? nazionali. Allora, abbiamo in studio, cari amici, due strani esemplari della politica italiana, che sono due socialisti nazionali. No, io parlo per me, anzi, scusa. Esatto. Che come vedete già si sono annusati. Sullo strano esatto. sottoscrivo. Esatto. È già nato un amore, tra un po' io me ne vado, ma abbiamo in onda ancora con noi, dovrebbe esserci Matteo Salvini. Eccomi qua, già fa caldo, è giugno, ci sono 47 gradi, la gente è in coda, adesso se torni in onda, fuori tempo, presentando due socialisti nazionali, la gente mi si impicca. Pensa se li vedessero in faccia, cioè, ti dico solo questo. Allora, però la domanda la faccio prima a voi due, cioè partiamo da Vincenzo Sofo, che cosa ci fai nello studio di Radio Padania, Vincenzo? Beh, a parte aver accettato l'invito... Sì, non vale, quella risposta non vale. E quello non vale, ma allora, tutti ci conoscono come il Talebano, che è un think tank, lo chiamano, adesso si usa dire così, un circolo culturale molto vicino alla Lega Nord, e che lo stesso Matteo Salvini conosce bene, visto che ci ha dato, devo dire, una grande mano in un percorso che abbiamo avviato ormai 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo più. E quello che portiamo avanti, quello di cui sono a discutere oggi, è proprio uno degli ultimi passaggi che ha fatto Matteo prima della pubblicità: andare oltre la destra e la sinistra, quindi andare a costruire un percorso culturale che va a distruggere le vecchie sintesi, le vecchie categorie politiche che ormai sono consegnate alla storia, per creare delle nuove sintesi basate solo sui contenuti. Ecco, Stefano, come la vedi? Beh, insomma... Tu invece sei un assessore, diciamo, del comune di Varese, sei ancora all'interno di Forza Italia, sì, per il momento, sì, dove sì. Fa abbastanza caldo, ma questa è una questione stagionale, ma comunque che destra e sinistra abbiamo perso il loro... Beh sì, sono categorie ottocentesche, passato dall'Ottocento ormai al Novecento, è servito tutto il Novecento e una parte degli anni 2000 per capirlo, forse è il momento giusto per andare veramente oltre. Io non mi sono mai sentito personalmente con gli amici camerati, tra virgolette, se vogliamo usare, ma si usa. così abbiamo concluso, chiuso il cerchio. Non mi sono mai sentito personalmente di destra, ma per usare un termine che forse ci può essere utile, le divisioni identitario, esatto. Insomma, è una destra che va al di là di certi schemi. Anche perché anche lo stesso socialista nazionale è un termine da consegnare alla storia. Sì. Consegniamo un sacco di roba alla storia, fatto sta che anche perché il nazionale dal mio punto di vista ha già fatto parecchi danni. Era una battuta sul socialista nazionale per non invertire. Esatto. Ecco, ma consegniamo la storia anche all'Alleanza Nazionale. Esatto, consegniamo tutto alla storia e speriamo che la storia per una volta prenda il pacco. E Matteo, se vuoi fare intanto tu un commento su queste due storie che sono qui, e intanto apriamo le linee per chi volesse telefonarci in diretta e fosse così folle da farlo. Siamo allo 0266 20 35 29, vi risponde Matteo Salvini e in subordine questi tre che vi stanno parlando dal microfono, quindi pensate che culo. La precedenza come sempre agli ascoltatori. E infatti ho aperto le linee, ne abbiamo già due, ma cosa sono le cornette più veloci del mondo? Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei, da dove chiami? Vabbè, io chiamo da Brescia e mi chiamo Christian. Vai. Intanto Lombardia è nazione. Io su questi discorsi qua di destra, sinistra, tira dentro la destra, veramente non mi riconosco più perché sono indipendentista e volevo sapere da Salvini come mai lui tifa l'Italia. Salve. Abbiamo allora non era sintonizzato 10 minuti fa, evidentemente, quando ho ripetuto che per me sarà un mio difetto il calcio comincia e finisce col Milan. L'Italia che non mi appassiona, ha una nazionale che secondo me uscirà al primo turno, anche perché con tutti gli stranieri che giocano nei club italiani c'è poco spazio per i giovani del vivaio, e quindi i mondiali di calcio sono l'ultimo dei miei interessi onestamente in questo momento. La Lega Nord si chiama Lega Nord per l'indipendenza della Padania, deve secondo me essere abbastanza intelligente da capire che c'è tanta gente che ha bisogno di punti di riferimento seri, concreti, pragmatici. Non basta telefonare alla radio e dire io sono indipendentista, occorre lavorare per arrivare all'autonomia, al federalismo, all'indipendenza, a seconda delle esigenze di chiunque. E se c'è gente che ha bisogno di noi in Salento, in Sicilia o in Sardegna, oltre che a Brescia, dire di no sarebbe stupido. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, sì. Sei in onda.
da Verona. Ciao, Matteo ti sente, Ascolta. vai. Niente, io non sono fuori dal tema del calcio perché non mi È interessa. finito il calcio, stiamo parlando d'altro. Allora, niente, io volevo dire semplicemente che PD vuol dire partito di dittatura, primo. Secondo, state attenti a Padova perché adesso è tutta smerdata, no? Che correte il rischio che ci bruciamo un sindaco. Occhio, perché... meglio averlo che non averlo, sindaco, ragazzi. Se però abbiamo paura delle sfide, non giochiamo nelle sfide. Siamo qua a cercare di cambiare il mondo e si rischia. È certo che si rischia cambiando il mondo. Guarda caso, dopo la vittoria delle elezioni europee, sull'Espresso in edicola torna Belsito che parla dei fondi neri alla Lega. Questo ha preso 1 milione, quello ha preso 10 milioni e quello ha visto, quello ha detto. È chiaro che la Lega, se torna a dar fastidio, se torna a far paura, siamo nel mirino di tanti. Sì, se non dessimo fastidio e nessuno ci rompesse le palle vorrebbe dire che saremmo inutili. Abbiamo ancora 2 telefonate, vi prego di fare domande molto brevi così riusciamo a farne il più possibile. Il numero è lo 0266 20 35 29, se non avete mai chiamato a Radio Padania vincete la timidezza e fatelo ora. Pronto? Pronto, Padania Libero, io ho già chiamato a Radio Padania, Michelangelo Brianza. Ascolta, cerco di essere breve. Diciamo, visto che il risultato delle europee è prevedibile che possa essere riportato anche alle politiche, sempre che Renzi ci faccia fare ancora le elezioni, che non ci giurerei. Volevo sapere che cosa farà la Lega in Parlamento per, diciamo, tirare fuori dal cassetto la legge sul federalismo, nel senso che Max Romeo giustamente ha detto domenica scorsa, se noi non siamo in Parlamento con una delegazione abbastanza numerosa, i nostri avversari col cavolo che tirano fuori dal cassetto le leggi fiscali fatte approvare dalla Lega. Ecco, volevo sapere in merito a questo e vi ascolto per radio. Ciao. Ne prendiamo un'altra. Pronto? Sì, pronto, tocca a me? Vai. Sono Cristian da Piacenza. Vai, Volevo solo dire una cosa veloce per il discorso ottocentesco della destra e della sinistra. Volevo dire che basta guardare un attimo adesso la situazione com'è con Putin, che è amico di Berlusconi e ex blocco sovietico, e invece ci sono gli ex comunisti che sono tutti amici con Obama, che il comunismo era l'anti-americanismo per eccellenza. Grazie. Grazie. Matteo, se vuoi queste 2, pronto? Il federalismo lo stiamo recuperando già prima delle elezioni e c'è Renzi che appunto, c'è Sua Maestà Renzi, c'è Gesù Cristo Renzi, c'è Re Vittorio Emanuele Renzi, che ammazza anche i suoi se non sono d'accordo con lui, che sta preparando queste riforme sulla Costituzione, sul Senato, dove stiamo testardamente provando a reinserire il federalismo fiscale, i costi standard, i poteri alle regioni, le competenze esclusive per le regioni. Quindi è un modo per stare all'opposizione, dire no quando serve dire no, fare le barricate sull'immigrazione quando serve fare le barricate, però se riusciamo a riportare in vita il federalismo ammazzato dai governi Monti e dai governi Letta, anche se Renzi pare andare in senso contrario, noi ci proviamo anche con Belzebù. Miglio insegna che pur di portare a casa il risultato io parlo con chiunque, e quindi non dico all'ascoltatore Brianzolo che non è detto che occorra aspettare necessariamente altre elezioni, magari ci riusciamo prima. Per quanto riguarda le categorie di destra e sinistra sono assolutamente d'accordo, ripeto, io preferisco parlare di produttori e mantenuti, di piccoli contro i grandi. Abbiamo altre 2 telefonate, pronto? Pronto? Buonasera, sono Roberto di Arona. Vai Roberto, veloce però, perché ne abbiamo proprio le linee a ciclo un'analisi continuo. del voto. Mi sono messo a guardare i numeri degli aventi diritto al voto. Aventi diritto al voto, tra il 2008 e il 2013 c'è stato un decremento di circa 130.000 votanti, quindi fisiologico come tutti i quinquenni. Volevo capire come mai tra febbraio 2013 e delle recenti elezioni del 2014 europee c'è stato un incremento di 2.300.000 aderenti al voto, il che significa il 5% in più in un anno. C'era il boom di Io questa 18enni. cosa non sono riuscita a capirla. Un barbaccalo demografico. Esatto, boom di 18enni, miracoli di Renzi. Ne abbiamo un'altra, pronto? Pronto? Sì, Alessandro da Udine. Vai Alessandro. Sono io. Allora, io volevo proporre a Matteo Salvini, al quale riconosco un'intelligenza incredibile nell'aver cercato di trovare consensi al Sud,
io propongo per il Sud un partito che si chiama Lega Nord per il Sud, e secondo me ci sono delle potenzialità enormi al Sud per la Lega, delle quali Matteo Salvini deve aver avuto anche qualche traccia, qualche idea. Certo. La prossima volta che va a Napoli gli consiglio di ascoltare me per quanto riguarda le località nelle quali Grazie, la ripasso in regia, poi nel caso così può prendere contatto di lì. Matteo, queste due domande. Non so perché siano aumentati in un anno di 2 milioni gli aventi diritto al voto. Sicuramente il dato che mi spaventa è il continuo aumento dell'astensione. Magari ne parlerai tu con i tuoi due ospiti, perché soprattutto nell'area della destra e del centrodestra, fra mille virgolette, cresce la disaffezione della sinistra. Renzi sono stati bravissimi a motivare i loro, basta guardare le percentuali in Toscana, nelle Marche, in Umbria, in Emilia, mentre invece anche noi abbiamo guadagnato 300.000 voti rispetto all'anno scorso, siamo cresciuti eccetera eccetera, però evidentemente anche noi non siamo stati abbastanza bravi a motivare in tante realtà lombarde, ad esempio, dove abbiamo perso i ballottaggi, i nostri ex elettori. Quindi come parlare a queste decine di milioni di persone allontanate, depresse, demotivate, se non schifate, è una scommessa decisiva. Il Sud non sono particolarmente né intelligente né brillante né paranormale, semplicemente se ci chiamano decine di amministratori locali, da Isernia a Cagliari, alla Mezzia Terme, a Benevento, passando per la Sicilia dove sarò domenica e lunedì, dicendo non ci ascolta nessuno, non ci incontra nessuno, siamo mamme, siamo lavoratori, siamo pescatori, siamo agricoltori, siamo disoccupati, siamo disperati, dateci una mano. Ora ovviamente mantenendo tutta la mia e la nostra identità di forza che è nata e combatte per i diritti della gente del Nord, se riesco a dare una mano nel nome dell'autonomia, del federalismo, anche dell'indipendenza, perché l'indipendentismo anche al Sud ha radici ben radicate, e del rispetto reciproco, quindi non della compravendita come qualcuno ha fatto per il Sud negli ultimi anni, io mi metto a disposizione. Chiaro che non può esistere una Lega Nord per il Sud, non è che posso andare a fare la Lega Nord a Catania o a Taranto, però la Lega Nord che fa la Lega Nord, magari accompagnando, accogliendo, incentivando la nascita di movimenti locali, territoriali, veri, genuini e onesti, secondo me la battaglia, lo insegnava Bossi, se la battaglia allo Stato centrale la fanno tante realtà diverse, forse è più facile vincere. Ancora due telefonate, velocissime vi chiedo, Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Sì, buongiorno, ciao Matteo, sono Adriano della provincia di Gorizia. Saluto intanto. Niente, volevo darti un messaggio qua proprio a proposito per quanto riguarda possibili alleanze. Questo l'ha scritto un certo Albert Einstein, che dice così: colui che segue la folla non andrà mai più lontano dalla folla, colui che va da solo sarà più probabile che si troverà in luoghi dove nessuno è mai arrivato. Va bene? Direi chiarissimo. Va bene, salutoni a Matteo, ciao. Grazie. Ne abbiamo l'ultimo, no? È caduta la linea. Allora Matteo, con questa di Albert Einstein, diciamo, puoi fare un po' la sintesi di questo film. Andare controcorrente è bello, siamo nati per andare controcorrente, in direzione ostinata e contraria, come diceva il buon Fabrizio De André, quindi non ci piacciono le cose semplici, però in un momento di ricostruzione, di crisi economica devastante, di crisi sociale devastante, quindi di crisi politica devastante, c'è una lavagna bianca su cui costruire il futuro dei prossimi 15-20 anni, non dei prossimi 15 giorni. Alle europee abbiamo giocato una scommessa che aveva fatto storcere il naso a molti, mi permetto di dire che almeno elettoralmente, ma anche culturalmente l'abbiamo vinta, costringendo molti a parlare di moneta, di economia, di sovranità, di euro, di nazione intesa non come quello che le cartine geografiche ottocentesche ci hanno lasciato, ma come quello che nel cuore e nel portafoglio di ciascuno di noi è riconosciuto come tale. E quindi mi piacerebbe continuare a vincere delle scommesse da solo, se ho la forza per farlo, in compagnia di qualcuno, se questo qualcuno sposa il mio progetto. Ecco, la cosa che posso assicurare agli ascoltatori, non posso parlare oggi di alleanze, mica alleanze, perché non ne ho la più pallida idea, non ci saranno mai alleanze raffazzonate fatte contro qualcuno giusto per farle.
se mai ci rialleeremo con qualcuno, comunque si chiami questo qualcuno, sarà sulla base di un progetto nostro e condiviso. Ecco, direi che sono due punti cardinali abbastanza netti, diciamo. Poi vedremo come quello che succederà, daremo conto di quello che succede in diretta. Matteo, mi hanno detto che insomma adesso tu devi andare, quindi ti ringraziamo. Faccio l'ascoltatore. Ecco, fai l'ascoltatore, non so se è una promessa, una lieve minaccia, e io È un'autopunizione. Un'autopunizione, esatto, non so esatto come prenderla, vedi tu Matteo, ma proprio per agevolarti adesso mettiamo l'Anica Flash, così ti viene voglia di andare al cinema e se mai stasera vado al concerto di Davide Van der Spross a Milano, se proprio devo uscire. Vabbè che ci sono i mondiali che vi piacciono tanto, però stasera c'è il Davide che suona a Milano, magari faccio un salto lì. Va bene, intanto l'Anica Un abbraccio. Flash. Grazie, ciao Matteo. Sono le 17 e di connessione dipendono dal proprio piano tariffario. E torniamo in onda. Torniamo in onda per questa seconda parte, anzi ormai terza parte di Rebelot, con i nostri due ospiti, che sono, uno è Vincenzo Sofo, che è diciamo tra i fondatori del Circolo Culturale Il Talebano, e poi dell'Associazione Patrie, che è un po' diciamo l'avamposto di tutta quella, di questo mondo che possiamo chiamare destra comunitarista. Ti piace? Si capisce? Destra sì, sociale. Io toglierei pure il destra ormai. Comunitarista. Comunitarista mi piace di più. Esatto, ma infatti destra ormai non vuol dire più niente, ma serve per attirare l'attenzione di alcune persone. È un schema politico giusto per Esatto. semplificare, è vero, è vero. Per convenzione può essere utile in alcuni momenti, però Esatto. bisogna andare oltre veramente. Quindi basta, non lo diciamo più. Basta. Quindi comunitarista da quel mondo lì. Poi invece abbiamo Stefano Clerici, che è assessore all'ecologia al comune di Varese. Yes. Ed è all'interno di Forza Italia, però ha tutto un passato politico che viene da Alleanza Nazionale, da Azione Giovani, che è stato un grande laboratorio negli anni passati di politica giovanile, era una delle poche realtà giovanili
che c'erano davvero in modo strutturato, e quindi adesso sta cercando di redimersi. No, lui è qui. Non rinnegare, non restaurare. Mezz'ora. Non mi piacevano già i colori di Alleanza Nazionale, il bianco e l'azzurro non mi appartengono. Amici di Forza Italia all'ascolto, Stefano Clerici è qui, ma giusto per chiacchierare di politica, non temete, ve lo restituiremo più bello di non prima. Vedono l'ora, tra l'altro. Ti stanno aspettando. Allora, partiamo però da Vincenzo. Sul iltalebano.com qualche giorno fa è comparso un tuo articolo in cui non hai detto qualcosa sul futuro, però hai secondo me giustamente puntualizzato il fatto che il percorso che ha fatto il talebano e che oggi ha portato a Patria parte da lontano, dal 2012, e che Matteo Salvini, forse addirittura prima, e che Matteo Salvini, segretario, che adesso è segretario federale della Lega, comunque già in un momento in cui non era forse neanche prevedibile il fatto che sarebbe diventato segretario federale. Non era neanche segretario nazionale questo. Esatto, già aveva intuito, già aveva in qualche modo capito che c'erano degli ambienti della ex che da questo punto di vista ormai stavano in modo naturale convergendo su posizioni simili a quelle della Lega Nord. Com'è andata? Ma allora, quell'articolo di qualche giorno fa nasce con un intento, ovvero Matteo Salvini diventa segretario federale, dà una svolta positiva a mio avviso, ma positiva anche in base ai risultati che poi ha prodotto, al movimento, e arriva a tutto un ambiente politico, un ambiente elettorale, un ambiente sociale completamente nuovo alla Lega Nord, che resta un po' attonito, perché dice: ma com'è la Lega Nord che dice certe cose e noi che ci troviamo d'accordo con la Lega Nord? Resta un po' scioccato. Al che, legittimamente, per come funziona la politica e per come funzionano soprattutto i politici nostri, si pensa ad una mossa elettorale, ovviamente. Quello che noi abbiamo voluto fare, quello che io ho voluto fare con quell'articolo, invece, è dimostrare come il processo evolutivo, e passatemi il termine, io che di evoluzione non voglio sentir parlare, ha invece delle origini ben precise. Cioè non si tratta di progetto per le elezioni per raccattare quella manciata di voti che serviva a raggiungere 3 mesi fa il famoso 4% abbondantemente superato, ma era un'intenzione di percorso politico e culturale. Motivo per cui noi, se non sbaglio era il 2011, perché io sono in Lega Nord dal 2009, e abbiamo sempre portato avanti questo tipo di percorso volto a dialogare con chi sta all'esterno, nel senso che l'obiettivo di chiunque faccia politica è quello di convincere chi al momento non la pensa come te, perché se tu inizi a raccontartela tra le 4 mura domestiche, muori, ti ghettizzi e muori. E così Matteo ha subito capito con lungimiranza dal mio punto di vista, e questo lo rende, poi lanciando già subito la monetina verso il futuro, lo rende il leader più autorevole e più credibile per ricostruire qualcosa di nuovo, perché lui in tempi non sospetti, quando ancora certe dinamiche non c'erano, certi ragionamenti non si facevano, lui capisce che bisogna guardare oltre. Noi cosa facciamo? Per via anche di rapporti personali, di amicizie e di iniziative che avevamo fatto in passato, iniziamo a contattare intellettuali, identitari, insomma, che comunque collocabili nel nostro schema, nel nostro contenitore di valori, che però leghisti non sono, nel senso non sono militanti, e soprattutto che sono punti di riferimento per altri ambienti politici, culturali e sociali. Il primo di questi è stato Massimo Fini, che fu simpatizzante leghista, non accettò l'alleanza con Berlusconi, ma rimane comunque un simpatizzante della Lega Nord, che ultimamente arriva ad essere molto vicino al Movimento 5 Stelle. Questo ci crea il convegno Salvini-Massimo Fini, che lancia la prima battaglia contro il sistema, perché noi lì andiamo ad affondare tutto praticamente il mito dell'Occidente, basandoci peraltro su un libro bellissimo di Massimo Fini che si chiama La ragione aveva torto, per andare a capire chi è il nemico, quindi cos'è che noi dobbiamo abbandonare come dogma e dove dobbiamo andare. Questo ci apre il primo ponte, tant'è vero che da lì ci nascono delle collaborazioni anche con ambienti culturali vicini al Movimento 5 Stelle. Con Buttafuoco lanciamo la provocazione massima, cioè prendiamo un fascista siciliano, perché lui comunque viene da una certa eredità e non la rinnega assolutamente, anche se è accreditato trasversalmente destra, sinistra, è l'unico, tant'è vero che scrive per Repubblica, e lo mettiamo accanto a Salvini, quindi il polentone leghista, e vediamo cosa succede. Cioè lì in quel convegno nasce praticamente la base di tutto culturale, di tutto il nuovo progetto. Loro gli dicono:
il vero nemico è l'Occidente, quindi Stati Uniti, il materialismo, la globalizzazione, il consumismo, eccetera, 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 eccetera. Noi dobbiamo creare un fronte trasversale identitario di tutti i popoli, di tutte le forze che vogliono combattere questa deriva globalizzante e che vogliono recuperare l'identità e la storia dei popoli e delle comunità. Era il 26 giugno 2012. Questo, se voi pensate, è esattamente quello che è successo. Quindi questo vi fa capire, A, che Salvini tra l'altro fa pure quello che dice, cosa non scontata per un politico, e quindi già questo lo distingue da tutti gli altri. B, però, che dietro a quella che è la Lega Nord oggi c'è tutto un ragionamento culturale e politico che nessuno aveva visto, tranne quelli che ovviamente avevano seguito. Noi avevamo fatto quel convegno a Palazzo Marino, c'erano state, nonostante fosse un fine giugno, 150 persone. Da lì nasce poi tutto. Poi con Alain de Benoist, che è un ideologo francese, lì andiamo a rompere proprio. Ma infatti sono due fiumi che in qualche modo si stanno incontrando in modo naturale, non ci sono forzature. Io che invece ho una storia perfettamente all'interno del movimento della Lega Nord non sento alcun tipo di forzatura nel dare ragione a dei ragionamenti che mi capita di leggere sul talebano o comunque sentire da Massimo Fini o da Buttafuoco, al netto del fatto che poi gli intellettuali è giusto che critichino tutti i partiti, perché altrimenti non sei un intellettuale, ti danno l'apporto costruttivo. Esatto, sei Bruno Vespa ed è un'altra cosa, o Floris o Mannoni. Infatti intellettuali non solo. Esatto. Mannoni, salviamolo. Ecco, tutto questo processo porta a un passo successivo, che è l'associazione Patrie, che è stata creata appunto di recente. L'associazione Patrie nasce come esperimento perché con il convegno che noi facciamo a dicembre scorso, Salvini de Benoist, notiamo che questo progetto che noi stavamo portando avanti, ma che era volto ad aprire il recinto, tra virgolette, a quelle forze che nel nord Italia volevano aderire al progetto, invece si scopre che inizia a esserci un fortissimo interesse anche al centro-sud, da determinati ambienti ovviamente politici. La chiave a livello, diciamo, di ragionamento, a livello logico, a livello culturale qual è? L'abbattimento, la distruzione del valore nazione, quindi del concetto di nazione, il passaggio da nazione a patria. Questa è la chiave fondamentale che fa capire come sia possibile effettivamente una sintesi, una coincidenza tra forze identitarie, che è il termine penso più adeguato oggi, che arrivano da percorsi diversi. Il problema della destra, chiamandola destra proprio per far capire cos'è, italiana e non solo, degli ultimi 60 anni, il Movimento Sociale Italiano prima, Alleanza Nazionale dopo, qual è stato a nostro avviso, l'avviso del talebano, il fatto di soffermarsi su delle posizioni reazionari, che erano quelle appunto ottocentesche, come diceva prima lui, di nazione. La nazione cos'è? E il nazionalismo cos'è? Nient'altro che la difesa di confini che sono dettati alla fine, sono dei confini burocratici. In realtà se uno pensa, nel senso, la questione è altra, cioè quello che è da difendere non è un confine, perché poi io sono qua e tu siamo più vicini noi due, anche se in mezzo a noi c'è un confine, piuttosto che io e una persona che sta a 50 km di distanza, anche se rientra nello stesso confine amministrativo. Il discorso è difendere l'identità di una persona, l'identità di una comunità. Quindi Salvini ha fatto nel convegno con Buttafuoco un passaggio bellissimo, secondo me. Lui individua la necessità primaria come quella di passare dal consumatore al cittadino. Questo qui è la battaglia, cioè lui ha individuato perfettamente quella che è la battaglia di oggi. Il mercato, quindi tutto ha servito alla logica del mercato e il cittadino diventa consumatore e viene praticamente destituito di ogni punto di riferimento, famiglia, comunità, società, qualsiasi cosa, perché restando solo abbia come unico aggrappo quello del consumo. Spendi, 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 spendi. De Benoist nel suo libro spiega come si arriva a tutto questo meccanismo turbocapitalista, per cui c'è anche la possibilità di pagare a rate il bene proprio per incentivarti e per schiavizzarti. Lui dice no, bisogna recuperare il concetto di cittadinanza, dice Matteo Salvini, perché cittadinanza significa appartenenza significa riconoscimento dell'identità, della storia, della tradizione, del sangue, della terra, della stirpe a cui si è legato. Questo non è nazione, questo è patria. Il concetto di patria, e da qui arriva patria, che tant'è vero ha la E finale, che è un richiamo ovviamente
a lidi e tempi antichi. Alto là il sudore! No, in realtà ancora più indietro. ancora più indietro. Vabbè. Non c'è da vergogna. E gioca sul singolare plurale proprio per questo, perché il patria riunisce tutti, quelli che vogliono combattere per la prima famiglia, cioè significa combattere per qualcosa che tu puoi toccare. Il nazione no. Il nazione significa combattere per un confine che c'è un video molto bello, fu pubblicato, non mi ricordo su che rivista, ma si trova su YouTube, che ti fa vedere il cambiamento dei confini degli stati nazionali in 5 minuti nell'arco di 1000 anni. Questo ti fa capire quanto sia folle un concetto di tipo nazionalista. E questo secondo me è un passaggio che però deve fare anche la Lega al suo interno. L'utilizzo del termine nazione, ovvero, mi spiego meglio e lancio una provocazione. Vai. Per cui poi verrò sparato, ma a me mi piace. Gli eroi sono tutti giovani belli, diceva un certo... Beh, giovane ce l'hai mai. Giovani ci sono, bello. Mia mamma dice che lo sono. Mia mamma dice che lo sono e siamo a posto. Quando si parla di Padania, il concetto di Padania e quindi di indipendenza, ed è il motivo per cui anche quando si dice a Salvini ma tu adesso parli d'Italia, noi del talebano che facciamo i discorsi appena fatti ce la stiamo intendendo molto, per dirla in gergo molto, molto slang, con un'associazione molto nota in Lega e molto indipendentista in Lega, che è Terra Insubre. Una cosa del genere cosa vi dovrebbe far pensare? Come mai il talebano che fa dei discorsi che sembrano quasi, tra virgolette, italioti, no? Al leghista tradizionale vada molto d'accordo con un'associazione che invece dice esattamente l'opposto, perché entrambi abbiamo fatto questo passaggio e ci siamo ritrovati sui contenuti. Il Padania a me va benissimo, quello di secedere da uno Stato nazionale che è fallimentare e creare un'altra comunità, ma a me interessa se io riesco a creare un'altra comunità, quindi un qualcosa di diverso. Il fatto di secedere da Roma per rimpicciolire semplicemente il confine amministrativo, dal mio punto di vista ha ben poco senso. Se poi io riproduco più in piccolo lo stesso tipo di sistema, allora stiamo parlando semplicemente di una riduzione in scala di uno Stato. Quello che noi dobbiamo fare è superare lo Stato nazionale, andare proprio a rivalorizzare le comunità, i popoli, in un'ottica di Europa. Ecco, la provocazione è molto bella e in più ci porta a un altro punto, perché Padania, nel bene e nel male, è stata una parola che Bossi comunque è riuscito a infilare nel dizionario. Prima non c'era con questa accezione, quindi tanto di cappello, adesso c'è. E si può constatare che comunque sia, al netto del tuo discorso che è già più razionale, Padania, la nazione padana, che già ti immagini uno Stato, oggi come oggi, se tu dici Padania, vai a identificare l'ultima utopia che c'è sul mercato elettorale, perché è l'ultima cosa che è oggettivamente irrealizzabile nell'immediato, anche se a volte la storia riserva delle sorprese, ma è oggettivamente l'ultima utopia, e le utopie servono perché altrimenti non fai politica, amministri. Ecco, io volevo infatti chiedere a Stefano, che amministra in questo momento, però ha fatto tanta politica, se si accorge che con tutto il bene che vogliamo al centrodestra in questo momento manca un'utopia, che poi l'utopia non può più essere magari la Padania come è stata intesa storicamente, sono d'accordo, bisogna magari parlare di indipendenza, fondere i due discorsi che stiamo facendo, però ci vuole un qualcosa che trascenda, no? Altrimenti che stiamo a fare? Senza dubbio. Beh, io e te ci conosciamo da parecchi anni, diciamo, dal liceo, e mi ricordo che una cosa che ci univa quando parlavamo, magari subito dopo essere usciti dal liceo, ci ritrovavamo come esponenti, tra virgolette, politici dei movimenti giovanili che andavano a incontrare i giovani delle scuole, ci univa il fatto che entrambi capivamo la differenza tra fare politica e amministrare, tra avere un sogno, che è il sogno di cambiare il mondo, la propria patria, la propria città, quello che sia, insomma, e quello che i giovani democristiani, i giovani del PD dell'epoca, dei DS, quei giovani democratici, come si chiamavano, non capivano e dicevano l'obiettivo è quello di mettere a posto il marciapiede, cercare di dare al nostro quartiere una realtà migliore, insomma, ed era proprio una cosa che ci divideva, e lì vedevo già una vicinanza ideale, diciamo, con il vostro mondo, con il mondo della Lega dei Giovani Padani, che comunque era un mondo sano, a differenza di altri. Ecco, questo era giusto per ricollegarmi al discorso che facevi. Certo, manca sicuramente
un sogno, qualcosa per cui lottare, e sicuramente in un ambito che è quello che convenzionalmente chiameremmo del centrodestra, ecco, giusto per trovare una categoria in cui inserirci, manca un riferimento ideale. E devo dire che l'operazione che ha fatto Matteo Salvini negli ultimi mesi è particolarmente interessante e sicuramente ci ha fatto sobbalzare sulla sedia, perché non ci aspettavamo da Salvini, che ha avuto un percorso molto variegato, molto diverso dal nostro negli anni passati. Non ci aspettavamo che si arrivasse poi a delle conclusioni identiche, se non identiche, molto molto simili, molto vicine, e che fosse lui a interpretare quel sogno, quel bisogno di battaglie ideali che tutti noi cerchiamo, di cui tutti noi abbiamo bisogno. Poter avere appunto in Matteo Salvini questo riferimento ci ha fatto un attimo fermare. Anche perché è stato l'unico che ha fatto una battaglia davvero di sovranità di queste elezioni europee, le ha trattate da elezioni europee e non da sondaggio su Renzi, e ha fatto una battaglia di sovranità seria, anche monetaria, tra l'altro con una credibilità che altri soggetti che magari vengono dalla destra, ecco, non hanno avuto, perché forse facilitato dal fatto che Matteo Salvini, appunto, il suo passato politico recente l'ha vissuto in Europa e non a Roma, non ha votato certe porcherie che altri hanno votato. Ecco, questo l'ha reso forse anche un interlocutore più credibile ai nostri occhi, agli occhi di quel mondo variegato che è quello identitario, comunitario, insomma, chiamiamolo come vogliamo, che ha bisogno appunto di un riferimento. Quindi questo è sicuramente un'operazione molto interessante, molto intelligente. Non la definirei furba, perché mi sembra appunto che alle parole stiano seguendo dei fatti. E mi piacerebbe che il nuovo centrodestra... No, che cosa? No, il nuovo centrodestra... è una gaffa questa è una bestemmia. Nuovo Io non bestemmio, però in effetti oggi l'ho letta proprio... No, il nuovo centrodestra. Intendevo il centrodestra del futuro, quello che insomma... Il futuro. Togliamo il centrodestra. Vabbè, basta che ho detto una serie di minchiate. No, hai detto nuovo centrodestra. Sì, vero. No, mi piacerebbe che un progetto politico serio ripartisse da certi valori, che poi sia Matteo Salvini a interpretarli, che sia un altro soggetto, non mi interessa, mi interessa che siano questi valori ad essere rappresentati e siano centrali nel progetto futuro in cui francamente mi ritroverei personalmente, e credo come tante altre persone che vengono da un'esperienza politica simile alla mia, insomma. Ecco, durante questa settimana abbiamo cercato di rispondere a una domanda molto difficile: quali sono però queste cose che possono mettere insieme dei pensieri che vengono da storie diverse? L'abbiamo fatto un po' con Marcello Veneziani lunedì, che lui ha detto che sostanzialmente anche il discorso Italia, il discorso della nazione, ha fatto lo stesso discorso di Vincenzo, sì. Vincenzo ha fatto lo stesso discorso di Vincenzo, ossia che non è tanto il discorso della nazione, ma quello della comunità e della tradizione, che è una cosa che radica l'uomo nella sua vita vera e non altrove. Poi abbiamo sentito Camillo Langone, che invece ha detto che ormai la divisione non è più destra-sinistra, ma è tra quelli che sono realisti, cioè vedono il fatto per quello che è e poi hanno un'opinione, mentre quelli che possono essere ben identificati dal pensiero del PD, che sono ideologici, ma non più nel senso marxista, nel senso che non c'è più il fatto, c'è solo la sua interpretazione. Quindi, non so, la famiglia omosessuale è bella, qualsiasi cosa succede, l'immigrazione è bella, qualsiasi cosa succede, eccetera, eccetera. Queste sono diciamo due che delle... la categoria anestetizzata. Esatto, proprio così, sì, anestetizzata alla grande. Esatto. Sì, esatto. Anche perché non l'abbiamo trattato, ma ci sono anche diciamo, pensatori che vengono in modo ortodosso dal pensiero marxista che si ritrovano sulle stesse posizioni. Cioè. Ma guarda, il più grande che purtroppo è morto qualche mese fa è Costanzo Preve, che è stato il teorico del superamento delle categorie destra e sinistra, tant'è vero che infatti noi stavamo studiando un convegno pure con lui, però purtroppo poi se l'è data a gambe levate prima del tempo, dove lui superava proprio il marxismo, faceva la critica alla sinistra che ormai è diventata capitalista, quindi l'opposto di quello che doveva essere,
E parlando poi di superamento appunto di queste categorie vecchie e individuando anche lui teorico, marxista, eccetera, 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 noto e arcinoto, in Bruxelles, nell'euro, il nuovo nemico. Quindi tant'è vero che noi poi abbiamo fatto, dopo quello con De Benoit, abbiamo fatto 2 convegni con Diego Fusaro, che molti conoscono perché poi per le sue apparizioni televisive, che è un giovane scuola Costanzo Preve, uno dei giovani filosofi rampanti a livello europeo, insomma in Italia penso che sia l'unico che porta avanti adesso questo discorso, prendendo il testimone proprio di Preve. Che poi dice una cosa che in modo istintivo la Lega ha detto da tanto tempo, ossia che l'immigrazione fa parte dello stesso sistema industriale che sta reggendo l'Occidente. Lui, è necessario. Partendo dal marxismo, quindi da qualcosa che nell'immaginario collettivo è sideralmente opposto a noi, arriva alle nostre stesse conclusioni. Quindi, tant'è vero che l'ultimo convegno noi abbiamo fatto con lui sia un convegno con Patrie, proprio sul superamento oltre la destra e la sinistra, sia un convegno con l'intellettuale dissidente, che sono dei ragazzi di Roma in gambissima, con cui siamo in costante collaborazione, anche loro simpatizzanti sia della Lega sia del Movimento 5 Stelle, in origine del Movimento 5 Stelle, dopo scoprono Salvini, tant'è vero che adesso ci stanno aiutando, e ti do una chicca su un'analisi, un documento che stiamo adesso proprio mettendo giù con lui, poi con qualche spunto di buttafuoco, di Fini eccetera, proprio in vista del congresso di luglio, per lanciare come talebano un contributo culturale sul cosa fare dopo. In cui c'era anche Lorenzo Fontana, che è nostro eurodeputato, quindi c'è proprio questa convergenza di forze in realtà da sinistra a destra. E ti dico di più, a metà dicembre c'è stata la protesta dei forconi, famosissima, per un mese hanno scombussolato tutta l'Italia, poi è successo quel che è successo, ma questo Gustave Le Bon in Psicologia del folle lo spiega bene, che alla fine se non c'è una direzione tutto scompare. Noi andiamo in piazzale Loreto, che era il punto di ritrovo qui a Milano, e organizziamo praticamente una specie di maratona per tutta la settimana in cui è durata la protesta, di sostegno a questo movimento. Colpevolmente, secondo me, non sufficientemente considerato dalla Lega, nel senso che anche questa volta uno dei pochi a dare supporto è stato Matteo Salvini. Non a caso noi cerchiamo di supportarlo e collaboriamo con lui. In quella piazza, la cosa che io ho trovato sconvolgente, io ho sempre fatto politica a Milano con tutte le difficoltà del caso, è stato vedere dall'estrema destra all'estrema sinistra persone che fino a 2 giorni prima si sarebbero ammazzati dopo 30 secondi, invece andare a braccetto e cantare assieme e bloccare assieme delle strade. Noi lì abbiamo capito che entravamo in una fase storica, in una fase politica nuova, dove appunto si potevano creare progetti nuovi, tant'è vero che anche all'ultimo convegno che abbiamo fatto di Patrie c'era un gruppo di un'associazione di sinistra, adesso non mi ricordo esattamente il nome, però la seconda parte del nome è partigiana, tanto per farvi capire. Sì. Quindi questo vi fa capire le opportunità che sono, e questo infatti è stato molto interessante il discorso in un'intervista che ho letto sempre di Salvini qualche giorno fa, che dice: io non apro soltanto la destra, io apro anche a sinistra e anche a Grillo. Operazione un discorso sacrosanto, certo. Alla Le Pen in Francia, il movimento del Front National ad oggi, che tra l'altro tutti accusano di essere nazionalista, ma nazionalisti sono tutti francesi, come dice pure lo stesso De Benoit, ha dato manforte ai bretoni, quindi ha capito le istanze indipendentiste proprio nell'ottica di una nuova costruzione dell'Europa, che è l'unica ad avere dei confini appunto nazionali, naturali. E dicevo, scusa, e poi concludo, il Front National deve il suo successo proprio a questa apertura indiscriminata a destra e a sinistra, tant'è vero che il Front Bleu Marine, che è l'associazione diciamo parallela, raccoglie gente prevalentemente dalla sinistra. Ecco, io poi volevo parlare con voi, adesso che mancano 9 minuti, direi che una domanda ve la posso fare, prima a Stefano, poi a Vincenzo. Questo oggetto misterioso, che è la navicella che si chiama Fratelli d'Italia, che vista, diciamo così, in modo superficiale, così da telespettatore, Giorgia Meloni dice anche cose condivisibili. Poi si perde qualcosa, ci sono vecchi schemi, vecchie cariatidi che si sono tagliate il pizzetto, insomma,
Io ve lo dico, voi potete entrambi parlarne tranquillamente perché la vedete da postazioni diverse, però Stefano, tu che comunque parte del percorso con loro l'hai condiviso. Sì, con chi è poi transitato lì, non all'interno di Fratelli d'Italia. C'è una certa amarezza anche nell'affrontare il discorso di Fratelli d'Italia, perché ovviamente è un patrimonio, in alcuni casi culturale, politico, assolutamente interessante, che è un peccato perdere e disperdere. In alcuni casi francamente è semplicemente una combriccola di affaristi che fortunatamente ha avuto una mazzata che meritava da un certo punto di vista. Ecco, diciamo che purtroppo si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, però è una scelta politica, si è fatta una scelta di far nascere un partito in Parlamento anziché crearlo dal basso, dalla base, con più difficoltà probabilmente, ma in maniera più sana, liberandosi dei rami secchi. Non lo si è fatto, si è deciso di fare questa operazione per salvare qualche amico, fratello, cugino, zio, cognato, che poi è finito tra i 9 deputati al giro scorso, un'operazione miope che poi ha dato i suoi frutti alla fine. Però numericamente i suoi voti li ha presi, vuol dire che c'è un ideale, c'è un immaginario che guarda quel tipo di destra in Italia? Domanda. Sì, probabilmente sì, ma credo che il fatto di essere rimasto fuori forse è un'opportunità, il fatto di non aver superato lo sbarramento, ma di aver comunque incrementato i voti, possa essere inteso forse come un'opportunità di cambiare passo, chiudere con un'esperienza definitivamente, non guardare più all'Alleanza Nazionale, a mettere il simbolo con una piccola matriosca uno dentro l'altro, per richiamare l'attenzione su un passato che andrebbe veramente consegnato alla storia, che è stato un aborto, e essendo noi antiabortisti non possiamo sostenerlo. E se ci fosse l'intelligenza politica di andare a costruire un soggetto nuovo, non so come, francamente, me lo sto chiedendo, sono settimane in cui mi chiedo francamente Matteo Salvini cosa vuole fare, se vuole prendere per mano queste esperienze diverse e trascinarle verso un qualcosa di nuovo. È un po' l'auspicio di tanti di noi, ecco. Non so se sarà possibile, sicuramente quantomeno si è aperto un fronte, giusto per usare un termine caro, si è aperto un fronte e adesso se ne può discutere, e mi sembra che la gente abbia dato ragione a questo nuovo modo di affrontare la realtà. D'altronde, apro e chiudo una parentesi, se noi guardiamo il panorama politico italiano, se togliamo il Partito Democratico, il Nuovo Centrodestra e una parte di Forza Italia poco sana, tutto il resto è una somma di partiti, di esperienze politiche molto diverse, che però sono più o meno critiche nei confronti dell'Europa. Da lì bisogna ripartire, come diceva Vincenzo poco fa, io credo, nell'andare a recuperare le forze sane che possono essere trasversalmente sparpagliate e andare a recuperare e metterle insieme per distruggere questa Europa che è il male assoluto e ricostruire qualcosa di sano, partendo dalle patrie, come si diceva. Questa è una cosa... Partendo dal basso però, perché fare un'associazione è diverso da fare un gruppo parlamentare con dentro un peones. Esatto, allora noi che in quanto talebani siamo anche molto figli di buona donna, nei mesi scorsi abbiamo pubblicato tutta una serie di articoli in cui già annunciavamo il fallimento di Fratelli d'Italia. Ci spiace aver avuto ragione. Fratelli la bufala. Poveri. No, perché la verità, noi abbiamo raccontato anche con tutta una serie di notizie inside che poi si sono tutte verificate puntualmente, del motivo per cui molti ci vogliono molto molto bene, i motivi per cui Fratelli d'Italia non poteva funzionare. Ora, senza stare a vedere tutte queste motivazioni, perché a noi sinceramente poco interessa, la questione qual è? Fratelli d'Italia dal punto di vista politico non poteva reggere, e non è vero che ha preso un buon pacchetto di voti dal mio punto di vista, nel senso che Fratelli d'Italia nasce con un'eredità da doppia cifra in termini percentuali, che era quella di Alleanza Nazionale, che già nasce come fallimento del movimento sociale italiano, quindi è sempre stato un percorso a scendere per cercare qualcuno, la vecchia nomenclatura, di mantenere determinate poltrone. Oltre a questi però c'è tutta una parte sana di militanza che crede, magari è rimasta indietro dal punto di vista degli schemi, appunto come dicevo io, il nazionalismo e tutta una serie di retaggi
politici che sono superati, perché faceva riferimento a un periodo storico diverso, cioè la mossa vincente di Salvini e della nuova Lega, qual è stata? Quella di sapersi attualizzare, che è stato un percorso diverso da quello che ha fatto Alleanza Nazionale. Alleanza Nazionale cosa ha fatto? Ha voluto ammodernarsi, perdendo i valori che aveva, che portava avanti, che giustificavano la sua esistenza, tant'è vero che poi alla fine è confluita nel PDL, che era la negazione di Alleanza Nazionale. La Lega Nord cosa ha fatto? Ha mantenuto saldi quei valori, tant'è vero che la Lega Nord è l'unico, se voi vedete, l'unico movimento politico presente in Italia che ha un progetto di società tuttora, ed è il motivo per cui è stato l'unico movimento politico a crescere, mentre tutto il resto del centrodestra, scontrandosi con Renzi, è crollato, perché di fatto non si capiva che cosa fosse. Quello che uno deve fare è mantenere l'identità e mantenere i valori che sono largamente condivisi da quell'ambiente, che è quello della destra italiana, chiamiamola così capiamo tutto. È ovvio che Fratelli d'Italia, la parte sana, cioè tipo i giovani alla Meloni, alla fidanza, lo stesso Crosetto, anche se lui nasce proprio con esperienze diverse, infatti non abbiamo mai capito che cosa c'entrasse lì dentro, abbandonino i vecchi schemi, oltre che i vecchi capoccia di una certa destra, e cerchino di aggiornarsi dal punto di vista dei contenuti. In un percorso dal basso che Patrie contribuisce a creare. Tant'è vero che il successo di Patrie, al di là poi alcune candidature che sono servite ovviamente, Patrie è quello che ha consentito la nascita di una sede della Lega Nord a Roma, cioè il contesto di Roma è un contesto che era assolutamente ostico alla Lega, che invece la Lega è riuscita a sfondare. Patria ha avuto molto successo perché? Proprio perché nasce dal basso con un'intenzione di autonomia totale, nel senso, noi creiamo uno strumento ponte per consentire l'incontro tra due realtà che in realtà sono affini, se si tolgono gli schemi, se si tolgono i contenitori. Questo strumento ponte in realtà non è altro che è uno strumento che tu però vai a gestire a livello territoriale in base alle tue esigenze, tant'è vero che poi Patria è stato uno degli strumenti, ma parallelamente abbiamo mosso tutta un'altra serie di aspetti che hanno permesso che confluissero nel progetto Lega Nord di Salvini, che quindi che andassero a sostenere la Lega, tutta un'altra serie di realtà che, essendo realtà organizzate, penso per esempio, il successo elettorale di Borghezio, lo sanno tutti, è dovuto all'apporto di Casa Pound, che ovviamente essendo un movimento politico non poteva aderire a Patrie, che però ha sposato il progetto Patrie, l'effetto Patrie, e ha deciso di sostenere la Lega Nord, e così tante altre forze al centro, al sud. E la chiave sta, come ha detto Matteo Salvini prima, la Lega Nord deve restare Lega Nord. La Lega Nord ovviamente sarebbe una contraddizione in termini essere al sud, perché la Lega Nord ha la sua essenza nell'essere un movimento territoriale, un movimento di appartenenza. Quello che deve fare è diventare punto di riferimento e diventare anche stimolo per tutti quei movimenti, tutte quelle comunità che anche al centro e al sud si sentono di condividere questa battaglia. Patrie, col suo gioco plurale, singolare, e con la sua struttura basata proprio dal basso, dalla militanza e dall'appartenenza al territorio, è secondo noi un esperimento riuscitissimo, un esperimento che può essere replicato in varie forme adesso sulla base di quello che la Lega vorrà fare. Ecco, questo diciamo che è un buon punto di partenza. Qualcosa succederà, perché quando si mettono tutti questi ingredienti, si alza la pressione, si mette il coperchio. Magari una Lega dei popoli, dal mio punto di vista. La Lega dei popoli. O una Lega delle identità. La Lega, ma è difficile. So, Lega è Nord. difficile. Generalmente a noi non piacciono poi le cose, quindi diventa anche nell'immaginario Lega No. Cioè, capito? Gli incazzati anche lì è una trasversalità diversa. Faremo la lista civetta. Esatto. E faremo i deputati grazie alla lista civetta. Esatto, da lì fate uno sforzo di immaginazione. Le faremo. Fatelo anche voi a casa e sommergeteci di contumelie, ma non ora. Esatto, insulti. Io scappo a Londra, nella miglior tradizione, peraltro, della destra sociale. Esatto. Io vengo al Sud America. La dea della sterlina. Esatto, ci sentiamo con me martedì. Vedete voi se è una promessa o una minaccia, e state bene. Dal Marco Pinti, dal Vincenzo Sofo e dallo Stefano Clerici, i nomi li dico io, e da Roberto Colombo in regia, paziente, presente come sempre. Per ora è tutto, buona serata, ciao. Ciao. Parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez.